Con Mirko De Cerone al termine di una gara tiratissima, vittoriosa per il rosso-blu. Come hai visto la partita, come l'hai impostata, come la giudichi insomma? No, è impostata, sapevamo della forza del Trissino e l'ha dimostrato anche questa sera comunque, perché nei primi minuti ci ha messo lì e siamo stati bravi a reagire, a colpire in contropiede, a rimetterci al posto tra il primo e il secondo tempo, perché ci siamo rimessi a posto. E io per questi ragazzi qua non ho più parole, è ormai mesi e mesi che aspettano di vedere il Forte dei Marmi morire, e prima o poi moriremo anche noi, per carità, però per il momento lottiamo palla su palla. Questi ragazzi qua tra di loro sono come gli arditi, mettono il petto l'uno per l'altro. Non ho parole, perché per fortuna questa sera c'era anche una grande cornice di pubblico che meriterebbero sempre questi ragazzi, e hanno fatto una partita incommiabile, quasi perfetta, perché per vincere con il Trissino devi fare una partita quasi perfetta. È stata una gara dove nel secondo tempo io mi sento di sbilanciarmi, è stata dominata dai rossoblu, nonostante gli attacchi ripetuti. Gli abbiamo impedito di giocare in maniera pulita anche là davanti. Sì, ma vedi, poi noi in queste partite qua giochiamo in 6, i ragazzini fanno fatica, no, su questa partita qua, è anche logico e non è neanche giusto metterli in difficoltà. Il Trissino gira con 8 elementi e quindi anche questo lavoro va sottolineato, il lavoro del preparatore Ennio Belli e di Matteo Pasquini, che gli dà manforte, perché a questi ritmi e a questi livelli qua, se non si ha una preparazione fisica al di fuori del normale, in 6 contro 8 con uno squadrone del genere non ce la puoi fare. Dunque mancano ancora 2 gare alla fine, però intanto da quello che mi è giunto all'orecchio il Bassano è fermato, nel senso che ha perso in casa con il Sarzana, perciò insomma è a 6 punti e noi non abbiamo più pensiero, però saranno ancora 2 gare da vincere. No, ma noi non facciamo la corsa sugli altri dall'inizio, non ce lo possiamo permettere, guardiamo partita per partita come ti dicevo prima. Adesso festeggiamo, stasera è una bella serata per tutti, per tutta Forte dei Marmi, e domani riposiamo, perché dopo una partita così i ragazzi meritano un riposo, e poi da martedì noi abbiamo già la testa a Grosseto. Vogliamo andare avanti e dove arriveremo non lo so neanch'io, però ripeto, io per questa squadra qua, per questi ragazzi qua, penso che non ci siano parole. Mirko, per questi ragazzi non ci sono parole, 3 parole sono state spese invece lassù per Mirko De Cerone, perché è vero che i ragazzi hanno giocato, è vero che i ragazzi si sono impegnati, è vero che hanno fatto i gol, ma come diceva giustamente Giulio, qualcuno l'ha manovrata in maniera impeccabile, e non dire di no, perché lo vediamo tutti. Ma io penso che il lavoro dell'allenatore sia di fare meno danni possibile. Io ho una squadra di gente matura che mi aiutano partita su partita, allenamento su allenamento, e io cerco di tenere la barra dritta, perché comunque sia, ripeto, meno danni faccio io, meglio è per loro, e quindi io faccio solo il mio lavoro e loro invece ci mettono tante ciliegine su questa torta. Bene, io ti ringrazio Mirko, alla prossima. Grazie a voi, grazie.